Amiche e amici, buon pomeriggio e ben trovati qui in diretta dal palazzetto Aquamor di Merate. Tra poco si va in scena con questa partita che vale per la 22esima giornata della Serie A2 Elite Girone A, partita che vedrà opposte il Sainz Milano e l'Olimpia Verona. Quindi siamo in terra brianzola, in Alta Brianza, in questo sabato 29 marzo 2025 per una partita che per entrambe le squadre significa moltissimo, perché parliamo di una vera e propria sfida salvezza. Due formazioni che stanno occupando i bassifondi della graduatoria, due squadre che hanno un disperato bisogno di punti e che quindi cercheranno con tutte le loro forze di portare a casa l'intera posta in palio. Vi ricordo che nella gara di andata vinse l'Olimpia Verona, vinse per 2-1, tra l'altro in rimonta, perché il vantaggio del Sainz Milano con Peregrassi fu appunto rimontato dalle reti di Luca Jan e di Epp, per cui quest'oggi il Sainz Milano nel suo palazzetto davanti al pubblico amico proverà a restituire il favore. 22esima giornata, dicevo, che è già cominciata con gli anticipi di ieri tra Futsal Cesena e LDFC, vinta per 6-2 dai romagnoli, e CDM Futsal Mestre Fenice, finita 3-1 a favore dei veneti, che dunque ora sono in testa alla classifica con 55 punti, però hanno una gara in più. Classifica appunto che vede, come ho appena detto poco fa, in testa la Mestre Fenice, secondo posto per Savia Testa Mantova 53, Maccamprata 36, CDM Futsal 35 con una gara in più, poi Olimpia Rovereto 34, Sporting Altamarca 33, LDFC 32 con una gara in più, Pordenone 30, Lecco 27, Futsal Cesena 25 con una gara in più, poi la coppia Leonardo e Olimpia Verona 17 e poi in fondo la coppia Sainz Milano Modena Cavezzo a 15, per cui avete capito, in questo momento l'Olimpia Verona ha 2 punti in più del Sainz Milano e proverà a mantenere quantomeno questo vantaggio importante, mentre il Sainz Milano, che tra l'altro arriva da una bella vittoria fuori casa per 4-1 contro l'Olimpia Rovereto, proverà a concedere il bis e quindi a superare in classifica gli scarigeri. Le altre partite della giornata, oltre a quella che commenteremo in diretta fra poco, sono Modena Cavezzo contro Savia Testa Mantova, Leonardo contro Maccamprata, Pordenone contro Lecco e Sporting Altamarca contro Olimpia Rovereto. Dirigerà questo incontro la coppia di arbitri composta da Alessandro Elia da Pisa, il primo arbitro, e Alberto Onesti da Pescara, il secondo arbitro. Al cronometro Simone Andreotti della sezione di Varese. Quindi, fatta questa intro, avviciniamoci all'ingresso in campo delle due squadre. Sainz Milano di mister Daniele Sau contro Olimpia Verona di mister Luca Castagna. Una partita che è aperta a qualunque tipo di pronostico. Il Sainz Milano che ha due assenze, quella di Luca Peverini e quella di Gianluca Pozzi, e ora l'ingresso in campo delle due squadre. Sainz Milano in maglia, in divisa bianca con i portieri invece neri, completo giallo-blu per l'Olimpia Verona. Ora, dopo i saluti di rito, andremo a tuffarci nella telecronaca di questa partita in diretta dall'Acquamor di Merate. Vediamo i due capitani che si salutano con Marco Peverini e Battista Luca Jan a effettuare il sorteggio con il primo arbitro. Poi andremo a vedere anche i quintetti che cominceranno questo match. Vi ricordo che le ultime due della classifica retrocederanno nelle categorie inferiori, per cui insomma oggi è veramente un vero e proprio match da dentro e fuori per entrambe le compagini, come ho già detto poco fa. Vi dicevo del Sainz Milano che arriva dalla vittoria contro Rovereto, mentre l'Olimpia Verona arriva da 2 vittorie consecutive. Pensate un pochino, l'ultima in casa contro il Futsal Cesena per 3-2. Non perde da un mese la squadra di Luca Castagna, per cui anche la formazione giallo-blu ha il vento in poppa, per cui aspettiamoci una partita importante, una partita di qualità. Ora
dopo questa mia abbondante intro vedremo anche i quintetti. Verona che schiera in porta il portiere Donato Massafra, poi abbiamo in campo Mohamed Fahmy, poi Baptiste Lucayan, João Pedro col numero 4 e per finire abbiamo Michael Epp col numero 2, mentre Sainz Milano schierano Volonteri tra i pali, poi abbiamo Marco Peverini, Milani, Osni Garcia e Tato. Dunque sono questi i 10 che iniziano il match. È tutto pronto qui dall'Acquamor di Merate per questa partita che, lo ricordo ancora una volta, vale per la 22esima giornata del girone A di Serie A2 Elite. Tutto pronto e si parte ora con il primo pallone che viene toccato dal Sainz Milano, con subito Tato che cerca l'appoggio per Marco Piverini, la palla va fuori, quindi ora è l'Olimpia Verona che si può distendere e può cominciare a impostare la propria partita. Con Epp lancia in avanti il pallone, attenzione, viene recuperata la palla dal Sainz Milano con Milani, attenzione, Milani la mette su Osni Garcia che tira la palla sopra la traversa. Dopo 18 secondi c'è già una occasione importante per il Sainz Milano. Ora il lancio lungo di Massafra, attenzione perché c'è in agguato Lucayan. Ora Osni Garcia alza la testa, appoggia per Marco Peverini, Marco Peverini la mette col mancino, la palla va fuori. Quindi inizio di partita già bello frizzantino. Vediamo adesso Epp che va a duellare qua sotto la nostra postazione. Siamo solo al primo minuto di partita e già vediamo da parte di entrambe una certa aggressività. Vediamo. Attenzione, la palla persa, in occasionissima per Tato che non riesce a fare centro da posizione super competitiva. Palla gol, la seconda per il Sainz Milano, stavolta con Tato. Molto bravo Massafra, il portiere, a dire no. Comunque ora Milani che la scucchiaia, recupera palla al Verona, attenzione, arriva Lucayan che si prova a girare, poi calcia con il sinistro e mette in calcio d'angolo Volonteri. Insomma siamo a un minuto di gioco e abbiamo già 3 highlights da potervi confezionare. Calcio d'angolo per l'Olimpia Verona, lo va a battere João Pedro che la mette, attenzione, poi la palla viene diretta in calcio d'angolo ancora. Insomma la partita è cominciata sugli ultimi importanti. Qui la cilecca un po' Lucayan, quindi può andare Marco Peverini che la perde. Occhio, l'Olimpia Verona si rimette in posizione con João Pedro, Lucayan, palla recuperata da Marco Peverini che va da solo, poi la mette in corridoio per Milani che tuttavia non riesce ad agganciarla. Si riparte ora con l'Olimpia Verona. Palla verso Lucayan, la addomestica, bravissimo, attenzione per la palla per Fahmy. Ancora Lucayan, è buono, attenzione, Volonteri ha messo la mano, non è finita. Poi la palla va fuori. Siamo già al no, non è calcio d'angolo, sarà una rimessa credo laterale con palla che viene battuta da Epp. Ecco qui, palla verso Lucayan che la svirgola, poi la palla ce l'ha ancora lui. Ora Fahmy che torna verso Epp con calma, prova a ricostruire l'Olimpia Verona. Si distende la squadra scaligera con la palla verso Epp, verso Fahmy, attenzione, velocissimo, la prova a mettere in mezzo, respinge con la schiena Milani. Resta quindi in attacco la formazione ospite. C'è in mezzo Lucayan che si prova a far vedere, attenzione, poi Marco Peverini e alla fine
La palla viene rimessa in gioco dall'Olimpia Verona con Epp. Poi lo scambio tra lui e Lucayan, anche João Pedro che è sempre in mezzo. Attenzione, Tato, palla deviata, sarà calcio d'angolo. 17:44 da completare ancora prima di arrivare all'intervallo. Sempre 0-0 il punteggio, ma stiamo già vedendo delle occasioni interessanti da entrambe le parti. Vediamo il corner di Osni Garcia, palla provata da Marco Peverini, sarà calcio d'angolo ancora. Direi che era netta la deviazione di Baptiste Lucayan. Quindi altro corner per il quintetto di casa con Osni Garcia che va alla battuta, la palla verso Tato, un altro calcio d'angolo per la squadra di Daniele Sau, che lo vediamo sotto di noi in piedi con sguardo molto attento. Attenzione, la rimessa è a favore del Sainz Milano. 17:33 all'intervallo, ancora 0-0 il punteggio. Palla per Marco Peverini che la mette di prima verso Tato, sportellato, attenzione, riparte il Verona con Fami, poi la grande giocata per Lucayan, grande ripartenza degli scaligeri, poi Lucayan va su João Pedro, retrocede, ora Epp che prova a puntare Milani in orizzontale, si cambia lato, poi attenzione allo schema che poi porta all'intervento di Marco Peverini. Fami batte lui la palla, Epp, ancora la Fami che nella gara scorsa ha fatto doppietta, quella vinta contro il Futsal Cesena. Ora Milani, Marco Peverini, ancora per il Sainz la palla, Marco Peverini, Tato prova a puntare Fami, cerca di andare via e guadagna un calcio d'angolo. Dicevo di Marco Peverini e dicevo anche che suo fratello Luca quest'oggi non è tra i convocati, quindi un'assenza importante per Daniele Sau. Luca Peverini che è a quota 6 gol in campionato, ha fatto gol pure contro il Rovereto la settimana scorsa nella gara vinta 4-1 in terra trentina. Le altre reti di Osni Garcia e di Caglio, che ha fatto 2 gol ed è diventato quindi il capocannoniere della squadra di Daniele Sau. Attenzione intanto a Tato che con calma cerca un'idea, la trova in Peverini, ancora Tato, il tutto racchiuso nella sua metà campo l'Olimpia Verona, che però recupera la palla con Baptiste Lucayan che va a, credo, battere la rimessa laterale, anzi no, la palla viene lasciata a João Pedro Guandelin. Epp, palla per Lucayan che la domestica, poi è la smista João Pedro. Epp, tanto è entrato il numero 7, attenzione la grande conclusione di Frigerio che è appena entrato ma va nominato perché insieme a Lucayan è il top scorer dell'Olimpia Verona, 12 gol per entrambi i giocatori. Stefano Frigerio, classe 2000 con il numero 7. Tanto è entrato in campo anche Daniele Caglio, eccolo qui col 10 per il Sainz Milano. Palla per Osni Garcia che però sbaglia e dunque riparte l'Olimpia Verona. Palla verso Lucayan, marcato da Renan, anche lui è penetrato in campo, poi Renan guadagna la rimessa laterale, anche Renan quindi che fa il suo debutto in questa partita.
João Pedro, Epp, poi si va su Massafra che lancia verso Lucayan, attenzione, Volonteri che per poco non viene tradito da una traiettoria un po' strana. Poi Frigerio, attenzione, Lucayan ha cercato una giocata con il tacco, Renan bene per Tato, va via Sainz Milano con Tato, attenzione, poi arriva l'intervento di João Pedro che qui ha rischiato anche il cartellino. Il primo arbitro dice che è tutto a posto, arriva anche il secondo arbitro a dare la punizione. 15:26 ancora da completare in questo primo tempo, 0-0 il punteggio. Olimpia Verona che almeno in questa fase iniziale gioca più di rimessa, sfruttando le sponde di Battista e Lucayan, il pivot. Vediamo invece ora questa punizione a favore del Sainz Milano. Adesso c'è Caglio sul punto di battuta, vediamo se andrà a battere lui veramente o se sarà uno schema. Ci sono anche Tato e Osni Garcia là davanti, vediamo. Infatti la lascia per Milani che prova direttamente a calciare in porta, mette il piede Michael Epp e quindi resta in attacco il Sainz Milano. Attenzione, la palla per Tato, punta Frigerio, Tato poi scarica su Renan che pensa al tiro, lo effettua, la palla alta di poco. C'è anche stata una deviazione per cui è calcio d'angolo per il quintetto Meneghino Brianzolo. Attenzione, la palla al volo da porta da Tato, ancora Tato, lo va a prendere Lucayan che mette il corpo, la grinta di Lucayan che va via, attenzione, tutto solo, poi viene rimontato da Tato e raddoppiato da Osni Garcia, si va da Caglio, attenzione Caglio, esce Massafra, attenzione, ed è rosso per Massafra, incredibile, l'arbitro ha visto un tocco di mano con il braccio. Il secondo arbitro Alberto Onesti manda via Massafra, viene espulso, la protesta veemente di tutta la panchina dell'Olimpia Verona e questo è un turning point del match. Rosso diretto per il portiere dell'Olimpia Verona, attenzione, Donato Massafra che viene espulso, proteste importanti, episodio che sicuramente dovrà essere rivisto alla Moviola, nervosissimo il portiere numero 1 dell'Olimpia Verona, non ha avuto dubbi il signor Onesti nel cacciare per intervento fuori area del portiere e questo per l'Olimpia Verona è una mazzata tremenda, eccolo qui, si è messo in tribuna già Massafra, arrabbiatissimo, la panchina dell'Olimpia Verona è su tutte le furie su questa ripartenza con Caglio che ha cercato lo scavino. L'arbitro non ha avuto dubbi nel estrarre il cartellino rosso. Ora Massafra si è calmato un attimino e questo dunque è un momento topico. Entra in campo il secondo portiere Magrone, è un 2004, eccolo qua col numero 17. Ma questo è veramente un momento che rappresenta per il match un punto di svolta. Dunque, quando mancano 15 minuti, insomma 5 minuti di partita super ricchi di episodi, è successo di tutto, a parte i gol che non sono arrivati, ma comunque adesso la partita riprende con il Verona che giocherà come da regolamento con l'uomo in meno in attesa del rientro in campo del quinto uomo e ora il Sainz Milano proverà a sfruttare questo momento per fare il gol dell'1-0.
Vediamo ora Tato, palla per Milani che ha spazio, Milani che va col destro, la palla va fuori. Dunque vediamo come si comporterà il secondo portiere. Intanto attenzione, palla gol improvvisa con Epp che è andato a impegnare Volonteri su questo rinvio lungo di Domenico Magrone, il secondo portiere dell'Olimpia Verona. Tanto riparte Milani, attenzione, ha spazio Riccardo Milani, palla per Caglio, poi Osni Garcia, palla che non viene sfruttata dal Sainz Milano. Il Verona è tutto racchiuso nella sua metà campo. Attenzione a Tato, grande conclusione di Tato, ha toccato Magrone, inizia da calcio d'angolo. Verona che si difende con le unghie e con i denti, con Epp, Frigerio e con João Pedro in questo momento di inferiorità numerica. Mamma mia che questa partita qui non finisce più. Hanno giocato 5 minuti in un quarto d'ora abbondante, per cui preparate i popcorn, amiche e amici, che qui si va lunghi. Poi attenzione, la palla provata da Tato, Frigerio che prova a lanciarsi da solo in campo aperto, non ci riesce. Frigerio che pare un moto perpetuo. Qui il Sainz Milano non sta sfruttando bene l'uomo in più, perché potrebbe rendere il gioco più veloce. Attenzione alla palla per Caglio, gliel'ho chiamato in senso opposto, stavo dicendo che il Sainz non sfruttava bene il momento, poi però si è aperto un pertugio e Daniele Caglio va a segnare il gol dell'1-0, il suo 9º gol in campionato, e la squadra di casa sblocca il match qui all'Acquamor di Merate grazie al suo numero 10 che va a rompere gli indugi. Dunque cambia il punteggio qui all'Acquamor di Merate con la rete che porta in avanti il Sainz Milano. E ora ancora Caglio che può andare da solo, ma si allunga la palla un po' troppo. Tanto è entrato in campo anche il numero 8 Matteo Calabrese per l'Olimpia Verona, che ora deve rintuzzare in attesa di trovare una folata offensiva vincente. Gol di Caglio dunque, che è andato a mettere la palla in rete con dolcezza su quel pertugio che si era andato ad aprire. Alla fine il Sainz Milano quindi in un modo o nell'altro ha sfruttato questo momento di uomo in più. Ora il Verona è tornato come da regolamento con i 5 uomini in campo, però sicuramente l'espulsione di Massafra con relativo uomo in meno ha spostato radicalmente la partita su altri binari. Ora attenzione a Peverini, un 3 contro 2, Peverini allarga, attenzione, la palla che passa in mezzo a Nane Caglio. (12:50) ancora da giocare in questo primo tempo. Attenzione, la palla lunga, Frigerio lotta con Marco Peverini. Adesso si riparte dal fondo del campo con Magrone che ha fatto ripartire il gioco. Verona che appare chiaramente frastornato dopo questo episodio chiave. Intanto c'è in campo anche Iacobuzio per il Sainz Milano, lo cerca Volonteri ma lo cerca male. Quindi questo è un gol importantissimo per il Sainz Milano. Vediamo se ce la farà la squadra a mantenere. Attenzione, ha provato la combinazione la squadra di casa, Iacobuzio Caglio. Il pubblico applaude, ma si ripartirà con la rimessa dell'Olimpia Verona con João Pedro. Frigerio
Ora Joao Pedro che la lancia in avanti verso Luca Jan, recupera il Sainz Milano, attenzione ancora Iacobuzio, la palla resta lì, poi Calabrese per Frigerio, va via Frigerio e Renan gli tira la maglia in maniera evidente, si prende un giallo sacrosanto, numero 2 del Sainz Milano, con Frigerio che l'aveva saltato di netto. Renan che è andato proprio poi a mettere la sua colpa davanti all'arbitro. Tanto vediamo un po' di scaramucce fra Mister Sau e Frigerio. La gara chiaramente si è nervosita dopo quello che è successo prima, ma ci sta. Infatti vediamo il primo arbitro che va a calmare Daniele Sau, che annuisce. Lungo chiacchiericcio fra il primo arbitro e Daniele Sau. Tanto si riparte. Partita che veramente si è resa molto piccante, diciamo così, dopo quello che è accaduto. Ora vediamo questo calcio di punizione, come si andrà a sviluppare. Epp pensa al tiro, lo effettua, la palla però va fuori in maniera abbondante. Ripartiamo quindi con Iacobuzio, palla per Caglio che si gira, Caglio la imbuca per Iacobuzio, palla fuori di veramente un nulla. Ottima imbucata di Caglio e poi Iacobuzio, palla fuori. Sainz Milano che sfiora il 2-0. Si riparte con Epp, Fami. Ancora Epp che perde la palla, attenzione Iacobuzio. Interviene Luca Jan che ci sta mettendo tutta la sua grinta, ma forse non basta in questo momento all'Olimpia Verona. Tanto Magrone lancia lungo, Volonteri che la perde, attenzione Luca Jan, attenzione, la palla è lì e sulla linea salva Marco Peverini col colpo di testa. Marco Peverini che ha dovuto fare un salvataggio prodigioso per evitare che lo scavino di Luca Jan finisse in rete, calcio d'angolo quindi. Tanto entra in campo per l'Olimpia Verona anche un altro giocatore, il numero 22 Giorgio Baldo. Baldo anche egli a segno settimana scorsa contro il Futsal Cesena. Tanto si riparte con Epp, la palla per Calabrese che sbaglia però il controllo. Quindi riparte il Sainz Milano con Renan che va a battere la rimessa laterale verso Caglio. Iacobuzio ne ha 4 attorno Iacobuzio e alla fine la palla viene tirata fuori in maniera piuttosto scomposta. Attenzione perché l'Olimpia Verona qui si complica un po' la vita in fase di disimpegno, poi Calabrese per Epp sono tutti lì dietro, alla fine perde palla la squadra scaligera, attenzione Renan che scarica su Marco Peverini e poi la palla resta ancora in gioco, attenzione perde palla Marco Peverini, duello selvaggio lì in mezzo, Iacobuzio e siamo rientrati nel secondo spezzone di questo primo tempo, 9:57 all'intervallo. Sainz Milano che sta vincendo 1-0, la rete di Daniele Caglio. Marco Peverini che scarica su Caglio, poi Renan in velocità, Daniele Caglio, attenzione Caglio
e poi viene messo giù da Baldo. Attenzione, qui Baldo rischia grossissimo, prende il giallo il numero 22 Giorgio Baldo, il quale è andato a abbattere Caglio in maniera irregolare, quindi è un altro ammonito, un altro cartellino per la squadra giallo-blu. Vediamo questo calcio di punizione a favore del Sainz Milano. 1-0 il punteggio, ve lo ricordo. Caglio che prova a metterla in mezzo, poi però Frigerio si intercetta la sfera. Frigerio che ha una forza pazzesca, un dinamismo incredibile, ma poi la palla è uscita. Osni Garcia, palla per Tato, Renan, Jacobuzio in avanti per João Pedro, ma ora c'è Frigerio che in mezzo a due si disimpegna in maniera perfetta. João Pedro lo va a prendere oggi Garcia, poi la palla va fuori. Olimpia Verona che sta cercando in qualche modo di rimettere insieme i cocci, ma il Sainz Milano dà poche possibilità in questo momento. Jacobuzio, Tato, Renan, palla per Osni Garcia con calma, poi la palla benissimo. Hanno tentato uno scambio ad alta velocità, Tato e Jacobuzio, l'idea era ottima, poi Jacobuzio non ce l'ha fatta a controllare la sfera. 8:47 all'intervallo, sempre 1-0 il punteggio qui all'Acquamore di Merate. Poi la palla in avanti per Luca Ian che prova un tacco improbabile verso un compagno che non c'è. Tanto come vedete vanno avanti le rotazioni da entrambe le parti. Vediamo Volonteri che ha spazio, attenzione, Volonteri pensa al tiro, poi la mette per Tato, palla che rimane in attacco per il Sainz Milano. Milani che punta l'uomo, lo salta, la mette in mezzo, attenzione Odi Garcia, ancora Milani, la palla poi viene salvata sulla linea dall'Olimpia Verona. È stato Buonanno a salvare questa palla sulla linea. Ancora Milani, palla per Tato, poi Luca Ian va a mettere una pezza, ma palla gol importante per il Sainz Milano. Primo tempo veramente ricchissimo di episodi, un solo gol ma tanto materiale per i cronisti, per gli addetti ai lavori, per i tecnici, per tutti quanti. Ora Buonanno che prima ha salvato sulla linea il tiro di Milani, attenzione a Baldo, perde il contrasto con Osni Garcia, Volonteri, palla verso Osni Garcia, lo va a prendere Buonanno, poi si va su Milani, attenzione Milani, Renan che va col mancino, palla fuori, non di molto, non è una vera e propria palla gol, ma quantomeno serve al Sainz Milano per ribadire all'avversario la sua presenza scenica, diciamo così. Attenzione, la palla è in calcio d'angolo, sì, è calcio d'angolo per il quintetto giallo-blu. Va a batterlo Buonanno, attenzione, la palla verso João Pedro che pensa al tiro, lo effettua, palla deviata e quindi resta in attacco la squadra ospite.
attenzione, allontana Milani con calma. Frigerio, João Pedro, buon anno, in mezzo a due. João Pedro, Frigerio, 6:43 all'intervallo. Olimpia Verona che prova a scrollarsi di dosso la tensione del momento e ad attaccare a pieno organico. João Pedro, giro palla verso Buonanno che punta a Caglio lo disinnesca, poi altro contrasto. Si riparte ora con Frigerio, la palla per João Pedro, tutto in attacco l'Olimpia Verona o quasi, che prova a chiudere questo primo tempo in avanti, ma ora vediamo come sale bene Sainz Milano. Attenzione, il palo incredibile di Caglio su questa palla velenosa. Sainz Milano vicinissimo al raddoppio, ancora con Caglio che si è trovato la sfera tra i piedi, ha provato a piazzarla e ha colpito il legno esterno. Palla gol incredibile per il Sainz Milano. E arriva il primo time out del match, che consente anche a noi di fare un piccolo stop. Ripartiamo a 6 minuti esatti dall'intervallo, 1-0 sempre il punteggio tra Sainz Milano e Olimpia Verona, partita piena di episodi. Intanto vediamo Marco Peverini che rientra sul sinistro, Marco Peverini, palla ancora lì, Marco Peverini, la grande parata di Magrone. Dicevo, ricca di episodi, su tutti l'espulsione di Massafra, il portiere titolare dell'Olimpia Verona, un'espulsione molto contestata dalla panchina dell'Olimpia Verona. L'arbitro ha ravvisato un tocco con il braccio fuori dall'area in quell'azione che rivedremo negli highlights. Secondo la panchina veronese, secondo il portiere stesso, la palla era stata respinta con il petto e non con il braccio. Fatto sta che poi su quel momento di inferiorità numerica l'Olimpia Verona ha preso il gol. E intanto attenzione, il fallo di Marco Peverini su Fama, attenzione, e ora il tocco tra Odi Garcia e Luca Ian. Partita veramente piena di episodi, ora si sta incattivendo, ora Luca Ian, attenzione, prova a calciare in porta e Volonteri respinge. Però sono veramente tanti gli episodi un po' controversi di questa partita.
c'è un bel lavoro per tutta la terna, attenzione, non è finita. Ora Osni Garcia può avere spazio, palla verso Iacobuzzo, la palla esce. Lì ha rischiato di fare il fallo da rigore Osni Garcia su Luca Jan, però l'arbitro ha visto in maniera sicuramente nitida, perché era lì a 2 passi. Ora attenzione per parte di Garcia, la palla per Caglio, attenzione Caglio, la palla va fuori su questa ripartenza, ancora una volta vicino al 2-0 il quintetto di Daniele Sau. Ora siamo dall'altra parte, mamma mia quanti episodi in questo primo tempo. Ora prova un attimino a rallentare il gioco l'Olimpia Verona, magari per provare a, diciamo così, far sedere il Sainz Milano. Epp e Renan ora vanno a sfidarsi, la palla verso Mohamed Fahmy, Luca Jan, 4 minuti esatti all'intervallo, 1-0 lo score. Ora il ritmo si è di colpo rallentato, ma ci sta, le squadre prendono anche un po' di fiato. Calabrese, attenzione, perde palla, Caglio, la palla per Osni Garcia, arriva il 2-0 del Sainz Milano, palla che passa sotto le gambe del portiere, il raddoppio del Sainz Milano con Osni Garcia, imbeccato alla perfezione da Caglio, e con questo gol a 3:39 dall'intervallo il Sainz Milano mette un altro mattoncino nella costruzione di questa che sarebbe una vittoria importantissima per la classifica. 2-0 Sainz. Per l'Olimpia Verona questo è un cazzotto in faccia vero e proprio, e ora chiaramente il mister Castagna si gioca la carta del portiere di movimento alla fine di questo primo tempo, per provare a dimezzare lo svantaggio e poi giocarsi il tutto e per tutto nella ripresa. Frigerio fa il quinto uomo, adesso sarà una squadra veronese volta all'attacco in maniera integrale. Vediamo Fahmy, palla per Calabrese, sembra di essere a fine partita ma non è così. Provano a cercare uno spazio che non trovano, sbaglia tutto qui Fahmy, quindi diventa in campo il secondo portiere Magrone. Tre minuti ancora di gioco, primo tempo, lo ripeto ancora una volta, ricchissimo di episodi. Iacobuzzo, Volonteri che lancia lungo verso Tato, la mette giù Tato, bravissimo Tato, poi però non passa il pallone, quindi riparte l'Olimpia Verona. Luca Jan, Calabrese che è pressato da Iacobuzzo, poi ha cercato un'imboccata per Fahmy che era fantastica, Fahmy per poco non l'ha agganciata. Mamma mia, 40 minuti di primo tempo, è uno dei primi tempi più lunghi che io ricordi per una gara di calcio a 5. Poi Renan, la palla verso Tato, fa la sponda per Osni Garcia. Tato che prova ad andare a cercare uno spazio che non trova, poi viene persa la palla. Si riparte con Luca Jan che con calma, anche perché rientra in campo il portiere di movimento. Frigerio, Luca Jan, adesso Calabrese, sono tutti racchiusi nella loro area, quelli del Sainz Milano. Frigerio, Luca Jan, Calabrese, palla verso Frigerio che ha un'idea, attenzione, la mette verso Epp, sarà calcio d'angolo.
Palla verso João Pedro, poi Luca Jan, Calabrese. 1:40 ancora da giocare nel primo tempo. Poi ha cercato, attenzione, la conclusione Calabrese, palla deviata in calcio d'angolo. Quindi rimane in attacco la squadra scaligera. Giro palla asfissiante, ovviamente, per provare a far uscire dalla propria area il Sainz Milano. Epp, João Pedro, Luca Jan. Intanto passano i secondi sul tabellone. Calabrese qui ha cercato una roba un po' strana, sembrava un tiro cross il suo. Nel frattempo siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo. Sempre 2-0 il punteggio. Le reti di Caglio e di Osni Garcia per il Sainz Milano. Ripartiamo. 40 secondi. Luca Jan per Frigerio. Palla che è uscita dal campo. Dunque in questo momento, facendo un live un po' così velleitario, il Sainz Milano è a quota 18 in classifica e ha superato l'Olimpia Verona. Vediamo se la squadra scaligera trova un modo per, come dire, riassestarsi un pochino. Tanto 23 secondi sul tabellone ancora da giocare. Tato, Osni Garcia, palla verso Marco Peverini, la palla è uscita. Primo tempo interminabile. ...45 minuti di gioco su 20 minuti effettivi. Non capita spessissimo. Ora João Pedro. Vediamo che succede adesso. Succede che Frigerio tira fuori per disperazione, ma sarà calcio d'angolo. Mancano 5 secondi alla fine del primo tempo e c'è un calcio d'angolo. No, anzi, una rimessa laterale, ma cambia poco. Tanto questo batti e ribatti incredibile. Alla fine arriva ora la fine del primo tempo lunghissimo, che termina sul parziale di 2-0 e noi ci sentiamo tra poco per il secondo tempo.
Ripartiamo in questo momento con la partita, sempre qui dal palazzetto Acquamor di Merate, partita tra Sainz Milano e Olimpia Verona. Olimpia Verona che, come vedete, già inizia con il portiere di movimento per provare a sfruttare subito la superiorità numerica a freddo, e c'è già una grande parata di Volonteri su Calabrese. Quindi Olimpia Verona che gioca subito il super jolly, prova a sfruttare l'uomo in più in questo avvio di ripresa per appunto provare a sfruttare, diciamo così, il momento freddo. Ora ci prova Frigerio, palla fuori, e insomma, come potete vedere, è cominciata la partita in un modo molto frizzantino, esattamente come era cominciato in modo frizzantino il primo tempo. Un primo tempo che, lo ricorderete bene, è finito 2-0 per il Sainz Milano, le reti di Caglio e di Osi Garcia. Un primo tempo pieno zeppo di episodi, su tutti l'espulsione del portiere Massafra, che ha di fatto aperto la strada al vantaggio del Sainz Milano, perché poi con l'uomo in più la squadra di casa ha trovato la rete dell'1-0 con Caglio. Ora Calabrese, para per Eppa, ancora Calabrese, tutti in attacco quelli dell'Olimpia Verona, che ovviamente ora vogliono fare il gol del 2-1 per poi dare vita a un nuovo match. Sainz Milano che si invece arrocca dietro per evitare problemi particolari. Frigerio, Epp, ancora Epp, un giro palla molto veloce, attenzione, c'è libero Luca Ian con Volonteri che ha parato il suo tiro. Tanto attenzione perché va via Iacobuzio, poi fallisce la conclusione. Tanto attenzione, la palla in avanti verso Luca Ian, palla che va lunga. Attenzione, palla recuperata da Frigerio, Frigerio in mezzo a due, viene toccato da Milani che commette fallo secondo l'arbitro. Vediamo che succede. Tanto entra in campo l'addetto per pulire il parquet. Ripartiamo con Luca Ian che batte questa punizione. Vi ricordo che questa è la 22esima giornata di campionato, Serie A2 Elite Girone A, gara tra Sainz Milano e Olimpia Verona. Una partita che per il momento sta premiando la squadra di casa avanti 2-0, ma l'Olimpia Verona gioca con il portiere di movimento per provare a dimezzare lo score e poi tentare il tutto e per tutto con una rimonta che in questo momento avrebbe del clamoroso. Si riparte con Tato che prova a allungarsi la palla. Tato, una palla non messa in campo, va fuori. Ripartiamo ancora con João Pedro, Luca Ian, sì. Devo dire che per il momento la strategia di Luca Castagna, coach del Verona, non lascia spazio a interpretazioni, tutti all'attacco con tutti gli uomini di movimento possibili per provare a
fare quel gol che farebbe iniziare una nuova partita. Attenzione, Luca Jan. Abbiamo Tato che passa in mezzo a due. Osni Garcia prova a mettere un po' d'ordine nella squadra di casa. Vediamo Epp. Luca Jan. João Pedro, giro palla che riprende come prima. Vediamo la palla giocata da Calabrese, ancora palla che resta in gioco, attenzione. Epp. Mamma mia, questo giro palla è infinito. Infatti il tempo sta andando via veloce sul cronometro. Allora, qui stiamo vedendo tutt'altra partita rispetto ai primi 20 minuti effettivi, che poi in realtà erano 45. Perché qui l'Olimpia Verona, sotto di 2 gol, in uno scontro salvezza importantissimo, sa che non deve perdere e quindi gioca con il coltello tra i denti e mette in campo tutto quello che può mettere in campo. Poi qua Luca Jan tira la palla altissima. Attenzione, rientra in campo Buonanno in questa partita che è stata molto nervosa nel primo tempo. Attenzione perché Volonteri deve uscire per evitare guai. Magrone che rimpiazza l'espulso Massafra. Poi la palla sparata in avanti verso Epp. Sono volati i primi 5 minuti di questo secondo tempo, il punteggio è sempre 2-0 a favore del Sainz Milano. Partita che vi trasmettiamo in diretta sul canale YouTube. Una partita che, come ho detto nell'intro di questo match e anche durante il primo tempo, equivale a uno scontro salvezza fondamentale per entrambe le squadre. Sainz Milano che ha quota 15 punti in classifica in questo momento e l'Olimpia Verona in 17. Vi ricordo che la gara di andata vide il successo dell'Olimpia Verona per 2-1. Ho detto nell'intro che il Sainz Milano avrebbe provato a restituire il favore. Per il momento ci sta riuscendo, ma manca ancora tanto tempo alla fine della partita e l'Olimpia Verona, come vedete, attacca pieno organico con l'uomo di movimento per provare a riaprire un discorso che per il momento appare chiuso. Attenzione, Luca Jan, palla gol per l'Olimpia Verona, palla che va in calcio d'angolo, si riparte quindi con l'Olimpia Verona che attacca. Era calcio d'angolo. Fami, poi Frigerio, poi João Pedro, palla, attenzione lì, incredibile salvataggio di Renan qua sul destro di Frigerio.
tutta un'altra partita davvero. Il primo tempo è stato pieno di episodi, di interruzioni, di momenti anche controversi, se così vogliamo dire. Ora vediamo il secondo arbitro, il signor Onesti, che va a parlare con Volonteri. Ripartiamo con Calabrese, João Pedro, Lucayan, ancora Calabrese. Attenzione, ci gira Lucayan e prova a calciare, ma non lo fa in maniera efficace. Ormai si giocherà, se andiamo avanti di questo passo, tutto il tempo nella seconda, attenzione, nella parte di campo del Sainz Milano. Qui il tiro di Calabrese parato da Volonteri, l'azione però non è finita, per cui si prosegue ancora con Calabrese. Lucayan, Calabrese la fa girare velocemente per Fami, la largo per João Pedro. Attenzione, la palla recuperata dall'Olimpia Verona, bravissimo qui Fami, mamma mia cosa ha preso. E poi il fallo che consente al Sainz Milano di respirare un po', di ripartire. Attenzione, (12:34) alla fine della partita, sempre 2-0 il punteggio per il Sainz Milano, che ha fermato le reti nel primo tempo con Caglio e Osni Garcia. E ora Olimpia Verona è con le spalle al muro, sta provando in tutti i modi di rimettersi in marcia, giocando con il portiere di movimento praticamente dalla fine del primo tempo, che coach Castagna ha deciso di virare netto su questa tattica di gioco. Tanto Frigerio che prende il fallo, fallo di Caglio, che non ci crede, sembrava sulla palla l'intento di Caglio, ma il primo arbitro ha punito l'intervento di Daniele Caglio, quindi resta in attacco l'Olimpia Verona. Attenzione, Frigerio che prova a fare un break in mezzo al campo, poi vince un ripallo. Attenzione, Volonteri qui esce ed evita il peggio su Lucayan. Lancio lungo, Tato che prova l'aggancio impossibile, prende un calcio d'angolo di capitale importanza per la sua squadra. Bravo Tato. Abbiamo Tato che prova a metterla in mezzo. Lucayan, poi João Pedro, attenzione, si gira Lucayan, prova a calciare in porta, trova il calcio d'angolo. Resta quindi in attacco l'Olimpia Verona, che sta, come dire, mettendo a segno un assedio in questo secondo tempo per provare a
riaccendere la partita. Sta esprimendo tutto quello che può esprimere in questa la squadra di Castagna. Abbiamo Frigerio che prova a calciare, la palla va fuori, ha colpito Fami con quel destro lì Frigerio, quindi ora Sainz Milano può attaccare, con Tato che salta Frigerio, attenzione Tato, si accende Tato, la palla per Milani, poi perde la palla Riccardo Milani, quindi riparte Luca Ian, ma la perde anche lui, Odi Garcia, e la palla va fuori, quindi ora si riprende con Olimpia Verona che appena la palla tra i piedi mette dentro il quinto uomo e attacca. Lì davanti con Marco Peverini che non entra a calcio d'angolo, 10 minuti esatti ancora da giocare. Vediamo che succede, un mischione là in area, poi spazza via il Sainz Milano senza guardare più di tanto. Attacca ancora l'Olimpia Verona con Fami, è ormai tutto sul lato destro del campo il nostro cameraman con le riprese, perché è lì che si sviluppa la partita, ormai dall'altra parte non ci si va praticamente più. Ora Luca Ian prova a tirare in porta, spara sopra la traversa abbondantemente e qui arriva il time out che ci fa riprendere un po' di fiato anche a noi. Ripartiamo, 9 minuti e 29 sul tabellone ancora da completare. Attenzione! Per poco la palla non va in porta sul tiro di Milani rimpallato. Palla che sembrava calcio d'angolo ma l'arbitro non l'ha chiamato. Comunque attenzione a João Pedro. Palla che Milani recupera, attenzione Milani prova a incrociare, tocca il portiere e adesso è il Sainz Milano che fa il portiere di movimento. La contromossa di Daniele Sau che giustamente si è stancato di subire l'attacco dell'Olimpia Verona e quindi restituisce il favore. Attenzione perché la porta è sguarnita, attenzione, salvataggio di Tato sulla linea, ma qui ha rischiato un po' troppo il Sainz Milano, ma ha messo il portiere di movimento sul 2-0. Bravo Tato a evitare il peggio.
Vediamo questo calcio d'angolo a favore dell'Olimpia Verona. Ormai entrambe le squadre quando attaccano mettono il portiere in movimento, incredibile. Luca Jan, palla giocata su Calabrese col numero 8, eccolo qui sotto di noi. Palla per Fami. Tanto il tempo passa. Luca Jan. Provano a rubargli la palla i ragazzi del Sainz Milano. Tanto Fami. Solito giro palla. Tutto di prima. Attenzione, mezzo rimpallo. Alla fine Renan allontana, ma vediamo che succede. Che partita, ragazzi, davvero è una partita veramente strana quella di quest'oggi all'Acquamor di Merate, perché ha avuto tanti di quei film al suo interno, tante di quelle dinamiche. Più che una gara di calcio, questa qui sembra una serie TV di Netflix con tanti episodi. Primo tempo che si è sviluppato in un certo modo, poi l'espulsione di Massafra, poi il gol del Sainz Milano, adesso la ripresa con entrambe le squadre che giocano col portiere di movimento. Tensione importante, ma per fortuna niente di drammatico, insomma non è mancato niente. Ora chiaramente l'Olimpia Verona è anche stanca, vedete questi errori anche in fase di controllo. 7 minuti e 28 alla fine e il Sainz Milano conduce sempre 2-0. Calabrese, la palla per attenzione per Luca Jan che ha provato a metterla in mezzo. Sarà ancora calcio d'angolo per la squadra scaligera che continua il suo gioco col portiere. Poi attenzione qui, Luca Jan ha cercato un tiro da posizione molto angolata. Mamma mia. Qui il Verona ha messo il portiere in movimento, ma tanto attenzione, quasi la palla passa. E ora ricominciamo con il film visto poco fa. Calabrese. Attenzione, palla deviata sul tiro di Epp. Sarà calcio d'angolo per l'Olimpia Verona. Mamma mia, che partita strana. L'ho già detto prima e lo ripeto. Tanto si riparte. Frigerio che è sicuramente l'elemento più dinamico della squadra veronese. Qui intanto la palla verso Luca Jan, andata fuori.
5:36 fine della partita, 2-0 il punteggio. Secondo tempo che sicuramente ha offerto meno spunti del primo, questo senza ombra di dubbio, però è un secondo tempo dove il Verona ha giocato praticamente tutto il tempo col portiere in movimento, ma questo calciangolo non l'ho capito, ma comunque ripartiamo con Calabrese. João Pedro, palla giocata in attacco, Volonteri che lancia verso Tato che la domestica, attenzione Renan, la parata incredibile di Magrone. Vedete che il Sainz Milano quando riparte ha modo di fare ancora male agli avversari. Intanto siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questa partita con Olimpia Verona che vede scorrere sempre di più il suo tempo. Attenzione, tanto Frigerio si gira, cerca Luca Ian, non lo trova. Qui Volonteri che esce con i pugni per anticipare il numero 10 della squadra veronese. Cercano spazio il Verona, guardate con questi passaggi che continuano a rasoterra, poi João Pedro pensa al tiro, lo effettua, colpisce in pieno petto Marco Peverini, poi attenzione Iacobuzio che ha cercato di andare in porta col pallone senza riuscirci. Francesco Andiamo Fami, Calabrese, palla tenuta in gioco dall'Olimpia Verona, ora Luca Ian che tira in porta ma la palla viene respinta. Pochi highlights in questo secondo tempo. Però ora il Verona, se vuole cambiare il suo destino, deve inventarsi qualcosa che vada un po' più in là del semplice passarsi la palla in maniera rasoterra così. Tre minuti ancora di gioco in questa partita, una partita che di fatto si sta andando a concludere sulle decisioni arrivate nel primo tempo. Tanto la palla, attenzione per Tato! La palla non è entrata, non è gol. Sembrava gol. Tanto attenzione Luca Ian messo giù da Marco Poverini. Chiedono il rigore a gran voce quelli del Verona. Alto nervosismo fine partita, hanno chiesto a gran voce il calcio di rigore sull'episodio di Luca Ian poco fa e arriva l'espulsione per il dirigente dell'Olimpia Verona. Vediamo la nostra telecamera che va a riprendere la scena.
Panchina del Verona che è letteralmente scoppiata su quell'episodio lì di Luca Jan. L'arbitro che non ha avuto nessun dubbio nel mandarlo fuori al dirigente, che non ne poteva più in quel frangente, possiamo dirlo. E dunque un finale ancora nervoso, 2 minuti e 26 alla fine, sempre 2-0 per il Sainz Milano. Le reti del primo tempo di Caglio e Yosi Garcia. Abbiamo Calabrese, 2 minuti ancora di partita, sempre 2-0 il punteggio per il Sainz Milano. Si tratta di resistere ancora qualche secondo, mentre l'Olimpia Verona ormai è in preda alla disperazione, sta cercando in tutti i modi di fare il gol del 2-1 che renderebbe l'ultimo momento. Attenzione, grande parata di Volonteri qui sul destro da fuori di João Pedro. Bravo il portiere del Sainz Milano, e poi ancora lui, doppia parata nello spazio di un minuto. Grandissimo Volonteri, reattivo come un gatto. E queste qua sono due parate che hanno un peso specifico fondamentale nell'economia di questa partita, perché un gol dell'Olimpia Verona fatto in questo momento avrebbe acceso tutto. Vediamo Luca Jan, attenzione il tiro cross su Fami. Mamma mia, che finale. 1:12 alla fine della partita, 2-0 il punteggio. Ve lo ricordo ancora una volta, amiche e amici che ci seguite dalle vostre strumentazioni tecnologiche, che sia un telefonino o un tablet. Qui siamo in diretta dall'Acquamor di Merate per questa partita di campionato. Siamo entrati nell'ultimo minuto di partita, 50 secondi. Olimpia Verona che ormai è disperatamente sul burrone e sta provando a fare un gol che darebbe speranze, ma mentre il Sainz Milano comincia veramente ad assaporare i 3 punti. Ancora la parte di Volonteri su João Pedro. Mamma mia, proprio qua Fami ha messo a posto Iacobuzio con una gran finta, ma ora veramente siamo all'ultimissima speranza per l'Olimpia Verona. 14 secondi ancora di partita. ...11 secondi ancora da giocare. Sainz Milano che è a pochissimo dalla vittoria. Sarebbe la seconda vittoria consecutiva per la squadra di Mister Sau. Una vittoria però stavolta che vale tantissimo, perché ottenuto in uno scontro diretto. E ora il pubblico di casa comincia a esultare, come sentite in sottofondo. Perché ormai è finita. Eccola qua la sirena, il fischio finale. Sainz Milano 2, Olimpia Verona 0. È questo il risultato conclusivo del match, il risultato che permette alla squadra di Daniele Sau di andare a quota 18 punti in classifica e di scavalcare proprio l'Olimpia Verona, che quindi resta ferma a 17. 3 punti pesanti in chiave salvezza, 3 punti che a questo punto riaccendono le speranze del Sainz Milano. 2 vittorie consecutive per la squadra Meneghino Brianzola.
e adesso ci avviciniamo all'ultima parte del campionato con i verdetti sempre più in bilico. Da parte nostra grazie per averci seguiti, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima diretta.